E allora stamattina so che a Caravaggio, nella cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, è un po' nigulat, ma rende bel. E so che perché mi piace anche un po' tant benedit che ora fate un po' e tanta secchia del santuario che tutte le fite che te cavia gli domanda il pedido e allora mi dice che giusto quante mille persone che bella passare che col suo pedido, col suo ringraziamento anche. Allora mi dice che è una terra benedita per Dio e per la Madonna. È un posto in gran bel, in mezzo alla naturalezza. E allora che si sente, alla fine della naturalezza, la presenza della spiritualità. E per me penso che la fede è la parte di una persona umana che la somma tanto e allora la fa andare, la dà forza, la dà coraggio. E mi dice che a volte penso che mi sono grande volta dalla Madonna di Caravaggio perché se so me che corre a lei o lei che la è insieme a me sempre perché allora noter quanto si rompicegna allora a volte venia in quei scursoni che venia a Caravaggio e allora se dà ma anche sognita una volta insieme a mia sorella e so anche persa le reti del santuario e dopo loro sono andati del microfono là e si domandava perché dopo l'omnibus andava via allora quanto so lancio le scale ma è sempre in mente l'idea che era intorno dei 8 anni e pregavano sempre che la orazione della Madonna di Caravaggio la sera tutte le sere del rosario la dicevano lembrai-vos, ó Puríssima Virgem de Caravaggio, que jamais se tem ouvido de deixar, de socorrer e consolar aquela que vos visitou em vosso santuário e sei nane. E allora è una devozione che si chiama de piccine qua e anche allora sognida allora dopo che a Farroupilha che è più o meno da 5 km neanche delle Monighe che sono stata alle 5 anni insieme a loro e io quasi tutte le settimane che a Caravaggio gaitavamo anche a fare i cappelletti quando era renta la festa e loro sognida più se renta la Madonna di Caravaggio e adesso che ora fate un po' il mistero che fa tan bello dopo continui a contare la storia lì allora che è un po' che ha messo il mistero per disserrusare è un posto un gran bel e allora chi che sta anche che a rent le persone che bella in che a disserrusare e medita il mistero che ritratta il mistero insieme è un gran bel i film mia perché sennò il video resta massa lungo ma che a Caravaggio forse è mai niente che vedrei vale un gran pena che è un posto di sé che è senza spiegazione e allora se Andrea dice allora che se sono me che corre alla Madonna o lei che la insieme e allora dopo sono stata nel convento sono andata a qua e
la renta dove sta mio papà e lui ha fondato una comunità pisse a rent là a base del cimitero anche, né? Se dovrei filmare un po' distante. E i ha messo la padroera Madonna de Caravaggio. E allora, dopo allora sono maridata, sono andata a sta a Carlos Barbosa dove sto adesso e là della comunità che più o meno da 3 quadri dalla Mecca, che è la padroera Madonna de Caravaggio. E dopo più tardi ho comprato un sito e allora della località lì di Ligna Vittoria e l'ande che la comunità lì che pertence al sito che è la Madonna de Caravaggio. E allora me penso che per me è un segnale di fede, è un segnale di protezione. Ego tanta fede alla Madonna, a te ci sanci. E allora per noi che sono creati desde piccini con la fede in Dio, la fede in Dio sanci, è tanto importante, né? E allora è questo che mi vorrei dire. E allora fuetamo un po' che il patio, che è tre, e allora che il ristorante, che è tanto grande, tan bello, ma è un posto anche grande per loro mantenere. E tanta secca in quel posto che sergù io mai inici che a girare, a pregare, a domandare grazie, a ringraziare la Madonna de Caravaggio. Mi dico che vale tanta pena anche, perché è un posto benedetto, è un posto che per noi cattolici parla in gran tanto. E allora adesso dovrei a Ren lei ha fatto un post di brusare le candele, tanta gente brusa le candele, io compra, io fa benedì e io me lendo il post per brusare. Dopo le abbas e allora che i bagneri, io ho una grande struttura, allora un gran bello. Se si ferma oltre di parlare perché gazzetta rent e allora che è la cappellina dove è i candele, gran bello. Poi domandare alla Madonna de Caravaggio che avrei a brusare le candele, che la bruse tutti i nostri pensamenti bruci, tutti, anche tutti i pensamenti bruci di tutti che mi ascoltano da quel video qui. Gennigulati e via sul sono io come la immagine la era fo ma è un gran bello da camminare che intorno allora che è il campanile adesso andate in una casellina che è de banda della chiesa lì era la sacristia della chiesa Egia questa che era la chiesa Egia testo anche che parla se la degradazione mia filmata perché è tanto scuro ma che è un posto dove i conti che è anche scritto che è l'oggetto del prete che fa come una benedizione
igamo che e denain di crucifix che il prete che fa l'orazione è una persona che gira addosso al diavolo andava fuori per la finestra lì. E che è stata infine i ferri storci dalla marca. E allora che domando a Dio per intercessione della Madonna di Caravaggio che la mandi via tutti noi mai, in me mai, della mia famiglia, di tutti ciò che mi ascolta. E allora adesso cammino poco intorno e allora ando detta in chiesa, ma la detta in chiesa parla mia perché bisogna ir anche in rispetto, perché è un posto benedetto e è un posto che bisogna rispettare. Allora è un grande importante faetta, un posto di sé, ma bisogna anche ir rispetto alle robe di Dio. Allora adesso mi cammino, fuggito, e ando detta in chiesa e rifletto un po' la chiesa, segarie, e anche la fontana che è sotto la chiesa. Che la fontana lì, allora, de banda della chiesa che da come fuente, allora sopra c'è l'acqua benedita le sopra dette del santuario. Chiede nain della Madonna di Caravaggio, e domandava per la sua intercessione che la mi benedisse tutti ciò che sia deve ascoltare. E allora che adesso sono in fuori dalla chiesa, so che de bandano due saccata sull'acqua, che l'è detta nel santuario, ho filmato mia segnera fa l'immagine bene. E allora che con tanti sacramentali che nella chiesa di Caravaggio, allora che i benedissi i malati, i benedissi anche gli oggetti, i rosari, le curentine, i benedissi anche le ciad di caro,